Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera a tutti da Celeste Collovati, scusate il ritardo, ma oggi è colpa mia e del traffico milanese, comunque, vero. Vi presento la collega che già conoscete, l'avvocato Giorgia Colombo. Ciao Giorgia. Ciao Celeste, buonasera a tutti. Buonasera, quest'oggi sono in compagnia appunto della collega, meno male perché oggi ne ho un diavolo per capello e meno male che non c'è Max, quindi, perché sennò tra di noi c'è attrito. No, sto scherzando. Ciao Max, ci manchi. Però ho un altro collega in linea, adesso mi collegherò tra poco, a cui quest'oggi vogliamo dedicare parte della puntata. È il collega di Torino, l'avvocato Enrico Vallarolo, che si occupa, diciamo, di pratiche di specialmente diritto del lavoro e previdenza per la parte torinese, perché come sapete noi lavoriamo anche sul foro di Torino, oltre che anche su tantissimi altri fori, e lui ci dà una mano preziosa su questo foro, quindi è preziosissimo il suo aiuto. Oggi voleva raccontarvi alcune novità in tema, diciamo, di diritto del lavoro, perché come sapete dopo il Covid sono cambiate tantissime normative, specialmente per quanto riguarda le modalità svolgimento di lavoro. Quindi, per esempio, parlo dello smart working, parlo lo smart working in primis, del cosiddetto telelavoro, e so che lui ha delle novità da raccontare, specialmente di tutte le conseguenze connesse a questa modalità di lavoro che, diciamo, è stata utilizzata tantissimo nei tempi di Covid. Poi Che è vedremo. stata anche mantenuta È in stata anche molti casi mantenuta, successivamente. assolutamente, meno male da un certo Assolutamente. punto di vista. Quindi vediamo se è in linea. Avvocato Enrico Vallarolo, buonasera. Eccomi qua, buonasera a tutti, mi sentite bene? Ciao Enrico, sì, perfettamente. Ciao Enrico. Forte e chiaro. Ciao a Forte e tutti, chiaro eccomi da qua, Torino, collega. esatto. Allora, Bene. senti, io ho annunciato quello di cui oggi vorresti parlare. Racconta un po', diciamo, sul piano quindi giuslavoristico, a seguito del Covid, eccetera, ci sono state poi diverse novità che negli anni si sono sviluppate. Cosa è rimasto, cosa no, per quanto riguarda lo smart working, le conseguenze che ha portato questo tipo di lavoro. Ah, fammi dire, scusami, oggi sono un po'. Prego. Vorrei ricordare a tutti che se vogliono chiamare, noi siamo qui appunto per ascoltare i casi delle persone, perché ci fa molto piacere e anche l'avvocato Colombo incita a chiamare, Assolutamente. vero? Anzi, noi preferiamo ovviamente Quindi quando la dillo tu, dai, puntata che è sai. più varia. Allora, chiamateci pure al numero 0292 94 7222 e abbiamo anche il Esatto. numero WhatsApp. Sì, che però non lo conosco, quindi mi cogli impreparata. Ah, è scritto qua, ok. Clamoroso. 340 6709 659 per un WhatsAppino, però appunto mi raccomando, Chiamateci che ci fa come sempre sta facendo piacere. adesso in diretta mio marito, che non si ricorda mai che io ho la radio a quest'ora, però vabbè, mio marito lo saluto in diretta, anche lui a Torino. Enrico, a te la parola, Eccoci. quindi sullo smart Allora, per la working, su serie, quello che vuoi dire, ecco, sì. comincio io per la serie buttati che è morbido. Bravo. Allora, io più che analizzare delle norme, quello che può essere interessante è analizzare un fenomeno, no? Che io Certo, esatto, bravo. posso provare a riassumere sotto il concetto di tecnostress e lavoro non smart, in realtà. Ecco, infatti. Per esempio, anche il collegamento di oggi è consentito grazie a piattaforme online, digitali e quant'altro, quindi vedi che alla fine siamo Esatto. sempre iperconnessi. Che cosa mai sarà questo tecnostress? È un fenomeno che nasce sicuramente dall'evoluzione tecnologica che c'è stato negli ultimi anni. Infatti, a seguito del Covid, no? Esatto, forte evoluzione tecnologica, innovazioni, telefoni, tablet, computer, linee e quant'altro. No, poi è chiaro che c'è stato il periodo pandemico dove tutti in qualche modo riuscivano a trovare la maniera di lavorare in rete, Esatto, da casa, connettendosi con svariate parti dell'Italia e del mondo. C'era anche chi faceva gli aperitivi online, no? Per vero, esempio, ecco, vero. per dire. E cos'è questo tecnostress? Praticamente è un fenomeno che comprende tutti quelli che sono gli effetti stressogeni delle nuove modalità smart di svolgimento del lavoro, che vanno intesi essenzialmente come dei fattori ambientali.
che sono Ok, delle discrepanze qualitative dell'organizzazione rispetto alla prestazione lavorativa, sì, no? E quindi l'aumento dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che abbiamo davanti tutti, ha profondamente mutato tutti gli aspetti organizzativi e di svolgimento della prestazione di lavoro. Sicuramente ha dei risvolti positivi, ma sicuramente anche delle conseguenze negative, su quale è importante secondo me riflettere, perché comunque anche noi le viviamo, no? certo, Anche assolutamente, nel assolutamente. nostro lavoro, in Quindi, effetti, le Mm, viviamo. mm, mm, mm. assolutamente, perché la tecnologia digitale indubitabilmente permette di comunicare e cooperare con colleghi, superiori, responsabili in maniera veloce e agevole, anche stando magari in luoghi diversi, no? Sicuramente, diciamo, il fine poteva essere un aumento della produttività, Certo, con un miglioramento anche dell'accesso alle informazioni, conoscenza e coordinamento dell'attività medesima. certo. Sicuramente poteva essere anche un potenziale sviluppo a livello migliorativo delle condizioni di vita e di lavoro, nella misura in cui, questo era il fine, che però probabilmente in concreto si è un po' perso di vista, svincolando in qualche modo il lavoratore dalla tradizionale prestazione del lavoro in un luogo predeterminato, l'azienda. Faccio un esempio, Sì, il fine era quello di cercare di garantire un più armonico equilibrio tra la sfera privata e la sfera lavorativa. lavorativa, certo. Esattamente. E ci sono Nei riusciti fatti, secondo te? Esatto, è nei così, fatti ci siamo riusciti poco, perché Ah, comunque non si ecco, un possono flop, bene, ignorare quali sono i rischi per i lavoratori professionisti e non, no? Che non sono esatto. direttamente imputabili allo strumento tecnologico utilizzato, perché è utile, quanto piuttosto alla modalità di svolgimento della prestazione che deriva dal loro utilizzo perverso delle volte, no? Noi siamo Eccessivo iperconnessi. anche, eccessivo. Esatto, stiamo di fronte a una radicale trasformazione del lavoro, dei suoi contenuti e del rapporto tra la sfera lavorativa e privata. Dopo parlerò di orario poroso, di porosità del tempo di lavoro, no? Certo, Quali sono i rischi connessi alle nuove tecnologie? Per sì, esempio, anche soltanto facciamo un attimino mente locali su quella che è la digitalizzazione delle informazioni, no? L'uso di database di dimensioni sempre crescenti è aumentata, conseguentemente, se ci pensate bene, il numero di decisioni che il lavoratore si trova a assumere anche velocemente ogni giorno, prendendosi magari responsabilità che prima È vero. non aveva, e si certo. trova di fronte a una quantità infinita di dati da processare, e sono utili sicuramente a orientare decisioni che però vanno prese, no? Si chiama diluvio di Chiaro, dati. Ci sono certo, anche vero. studi americani che nascono nel 2018 su questo tema, e questo Mm, diluvio di dati a cui tutti i giorni assistiamo come un nastro trasportatore che abbiamo davanti agli occhi genera sicuramente un aumento dei livelli di intensità della prestazione, che si riverbera a volte anche sulla qualità, no? sicuramente, certo. Il rischio che nasce Quantità non è dall'uso qualità, certo. Esatto, bravissima. Quindi sostanzialmente siamo di fronte a una connessione continua con il contesto lavorativo, Certo, che si estende nel tempo, nello spazio, nello si spazio. riduce il tempo e lo spazio proprio della vita privata, che appunto diventano porosi, no? La vita privata lascia spazio sempre a un qualcosa di lavorativo. Potenzialmente lavoriamo sempre. Lavoriamo in casa, Certo. lavoriamo in aereo, lavoriamo in treno, lavoriamo in spiaggia. Non si stacca mai di fatto poi con queste modalità. Esattamente. Ci sono delle norme che garantiscono questo Esatto, tipo a tutela del... ci sono sicuramente, c'è l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali che in realtà sancisce il diritto al rispetto alla vita privata e familiare e dei limiti sanciti dalla disciplina in materia di orario di lavoro anche, no? Quindi sostanzialmente non si smette mai, e a riprova peraltro della potenzialità stressogena di questi marchingegni digitali, si pone un'indagine di qualche anno fa, comunque Sì, si pone in continuità perché i dati più o meno non sono certo, cambiati, sono comunque nasce quelli. nel 2017, arriva fino ad oggi, è venuto fuori che i lavoratori impegnati, qualche numero mi piace darlo, Certo, i lavoratori impegnati in attività a distanza tramite strumenti tecnologici registrano alti livelli di stress nel 41% dei casi. caspita, Che si riduce al tanto. 25%, esatto, si riduce al 25% nel caso di lavoratori che sono invece impegnati in attività svolte nei tradizionali luoghi di lavoro. Quindi c'è meno stress a lavorare, diciamo, in azienda, in fabbrica, in studio, che a lavorare, supponiamo, da casa o con altre modalità di lavoro agile. L'hai Se si detto pensa bene poi, prima, l'hai detto, cioè non c'è questa continuità tra casa, ufficio, continuità nel tempo e nello spazio, è proprio questo l'aspetto che genera stress, non si stacca mai e quindi non si ha mai una pausa. Cioè mentre prima tu chiudevi la porta di fatto dell'ufficio, dello studio che sia, e andavi appunto a casa e non avevi lo strumento dello smartphone anche solo per leggere le mail, anche nel weekend, che ahimè
tutti poi leggiamo, perché non puoi Certamente. bloccarle. Perché Ci vorrebbe il ti arriva tasto la mail alle blocca, 11, l'altro Sì, per leggiamo e poi bloccare. Era la legge. rispondiamo perché ci È sentiamo anche questo, cioè obbligati a questa farlo. continuità, sicuramente è nociva alla No, lunga chiaro, poi, no? certo, tu sai, ti arriva la mail di lavoro alle 00, tu magari sei lì col telefono in mano e la leggi la mail Sì, sei alle ancora 00 sveglio e ti arrabbi alle 00. Guarda, a me, alla Sì. nostra collega, stamattina mi sveglio e a me, l'avvocato Russo che avete sentito in questa radio, ci è arrivata una mail da un nostro cliente, per carità, se è in ascolto, mi perdoni, ma mandare mail alle 4 del mattino, anche no, cioè a meno che non vivi in un fuso orario diverso, effettivamente No, alle è che è 4 uno è un po' strumento che tirato. si presta, perché se uno effettivamente in quella fascia oraria è sveglio, non pensa di disturbare, perché l'email comunque non è come una telefonata, però Esatto. effettivamente uno poi che la riceve si sente un po' Si sotto sveglia già pressione. con lo stress, quindi capisco questo tecno stress. E ci sono, scusami, ti faccio una domanda, Dimmi. collega. Cioè, appunto, quindi, per esempio, io sulla materia non sono molto ferrata, però, per esempio, il burnout, eccetera, sono comunque delle situazioni che si possono poi far valere in giudizio. In questo caso non ci sono, come dire, più atti reiterati che possono essere fatti valere in giudizio, non c'è una qualifica, cioè anche la giurisprudenza cosa dice, per esempio, da questo Ma punto di in vista? realtà c'è una norma generale C'è che è già, del tra l'altro, 87 del giurisprudenza. codice civile che Vabbè, dice che l'imprenditore deve adottare, il datore di lavoro in Sì. generale, deve adottare tutte le misure idonee, fra le altre cose a salvaguardare la salute del lavoratore Ecco, e esatto, in generale del luogo di lavoro. Questo vale quello è anche, e fondamentale. potrebbe essere uno spunto per una riflessione ulteriore Sì, successiva ad oggi, no? Vale anche nell'ambito dei conflitti orizzontali fra colleghi. Cioè, ti immagini tu che il datore di lavoro, ci sono pronunce della Cassazione del 2024 che dicono che il datore di lavoro che non interviene a evitare esatto. che situazioni di conflitto si verifichino è tenuto a risarcire il danno, ovviamente se c'è, no? Certo, poi Certo, bisogna Che penso va siano arrivati. quantificato. Il burnout è sicuramente un problema, perché voi immaginate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 2019 ha incluso questa sindrome. Infatti per quello lo dico, Non perché si cura, la malattia si cura, la sindrome no. esatto, è una sindrome. Deriva da stress lavorativo cronico, l'ha messa nell'11ª revisione della classificazione internazionale delle malattie, prevedendo che in tempi prossimi i fenomeni depressivi possano purtroppo costituire la principale causa di incapacità lavorativa. Ma già soltanto adesso il tecnostress, che come ho detto non è una conseguenza diretta della tecnologia, ma da una disfunzionale interazione No, certo, tra perché poi l'utente parliamoci chiaro, la tecnologia ha portato anche tanti e la vantaggi, tecnologia, chiaro. tanta gente, come fattore di rischio colpisce il 20% dei lavoratori europei e causa oltre la metà delle giornate di lavoro perse ogni anno. Quindi fa incidere anche sul PIL europeo, quasi il 3%. C'è Pensa a gente te, che non riesce a lavorare che perché numeri, e non la mente pensavo questi No, umana numeri. infatti. è un contenitore oltre il quale purtroppo non si può andare, quindi il rischio è Anche perché poi elevato. noi già siamo iperconnessi anche sul piano personale, perché vabbè, tra i social, tra chiaramente tutte le app del mondo, no, che ci sono ormai e che di fatto hanno caratterizzato la nostra vita, la nostra quotidianità. Quindi essere connessi anche per lavoro effettivamente, ripeto, non consente di staccare mai, e quindi anche solo il classico dialogo, la classica dialogo, tra Esattamente. colleghi di persona o anche solo tra clienti. Quindi se da un lato può aver accelerato il nostro lavoro e semplificato, perché comunque lo abbiamo detto anche la volta scorsa, noi lavoriamo in tutti i fori e sicuramente le udienze online, eccetera, hanno consentito questo. Assolutamente, sono state in Però certi dall'altro casi lato molto positivi. esatto, però poi c'è Sì. chiaramente il rovescio della medaglia, c'è la parte negativa che è questo tecnostress. Grazie di averne parlato, perché è importante esserne consapevoli. Poi chiaro, io che sono un tipo molto pratico vorrei subito capire come fare a rimediare o a a questo tipo di assolutamente, ma toccate un punto molto, molto importante, anche dolente, ahimè, perché comunque voi certo, fate caso, la diffusione delle tecnologie digitali ha reso di fatto assolutamente molto meno importante la presenza fisica del lavoratore nei luoghi aziendali, no? Quindi la certo. prestazione può essere svolta ormai indifferente in qualunque luogo e momento, come dicevamo prima,
però con il contraltare della Esatto, spersonalizzazione controaltare, hai anche, no, del detto rapporto che bene. hai con l'ambiente di lavoro e con i colleghi, quindi non so, si perde un po' in senso peggiorativo la dimensione qualitativa del lavoro che svolgi, Una cioè volta ho fatto un monotonia. sondaggio sui social per È sentire, vero, ho ti visto, mi ricordi? ricordo. Perché in effetti è un argomento, anche lo smart working, no? Tra l'altro io grazie allo smart Sì, working ho il marito a casa di venerdì, quindi ecco, vedi? no, sto Questo scherzando, dato lì è utile, poverino. Oggi sicuramente. proprio no, nel senso, quindi sicuramente noi che abitiamo in 2 città diverse accorcia le distanze, quindi per me è sicuramente un fattore positivo sotto tanti aspetti. Però, nel sondaggio mi sembrava di aver visto che molti sono invece ancora per il lavoro in ufficio, il lavoro cioè, svolto in presenza, no, Giorgia, anche tu Guarda, sei Beh, io nel nostro se posso, settore, in non so studio, Enrico certo. cosa ne pensi, però nel anche nostro perché tu a settore casa poi soprattutto ti distrarresti, sì, saresti ma è più anche secondo me utile il confronto e ti senti anche più libero magari di condividere anche dei esatto, la dubbi condivisione con giuridici i quando colleghi hai, comunque delle persone che condividono gli che stessi come te, spazi. Poi esatto, dipende hanno sempre anche dal ruolo che hai nel posto di lavoro, dal livello di confidenza, però sicuramente il fatto di vedersi, può essere assolutamente positivo, certo, positivo. condividere anche insomma, appunto, le opinioni su quella stessa questione che magari uno ha già affrontato prima, in Assolutamente. precedenza. Sì, sì, no, infatti Cioè mi ricordo che la maggior parte aveva detto: "Preferisco la Sì, presenza." secondo me anche vedendo un po' No, la vabbè. tendenza delle aziende potrebbe essere un po' una via di mezzo, un po' di flessibilità, però senza Brava. rinunciare agli spazi fisici, come abbiamo anche sempre inteso il modo di lavorare, ecco. Poi No, chiariamoci, per certo. alcune categorie, per esempio le lavoratrici madri, magari neomamme, cioè sicuramente lo smart working permette di, appunto, lavorare lo stesso, ma stando magari a casa, quindi, seguendo anche le esigenze del bambino, del neonato, quindi i vantaggi ci U sono, un ecco. punto certo dal mio punto di vista è che è, fattibile, almeno parlo della nostra esperienza lavorativa, ma penso quasi in tutti i settori, è assolutamente possibile, Mh. avere anche la stessa performance pur lavorando da remoto o, quindi senza fisicamente recarsi tutti i giorni. Sì, sì, Ma certo. come anche si possono svolgere da remoto le udienze, cioè è dimostrato, ormai l'abbiamo vissuto tutti in prima persona, che quasi tutte le attività sono gestibili anche in modo diverso rispetto a quello tradizionale. Tutto sta No, secondo me assolutamente. nell'equilibrio che poi si va a cercare Nell'equilibrio, certo. come in tutte No, le è così, cioè, cose. giustamente come dici tu Giorgia, vedi, Io si che sono tratta un di trovare di bilancio. saper stare al mondo, no, nel senso di utilizzare correttamente lo Esatto, sì. strumento per non arrivare veramente a fenomeni di straniamento, no, per esempio, No, ma anche di soltanto durante lo smart alienazione mi working. verrebbe da dire, Esatto, sì, 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 alienazione è la sì, parola che esatta. tu pensa che al rischio che un lavoratore in smart working, per esempio, non riceve più, diciamo, consegne o ordini di lavoro da parte del referente o dei colleghi, magari viene destinato a attività che non sono neanche più aderenti al livello di inquadramento ricevuto, non viene più Vero? coinvolto in quello che si chiama network, non hai più informazioni, non hai più scambi con i colleghi, non hai più scambi Sì, con i sì, è proprio clienti. una nuova modalità di Ma poi io lavoro penso anche a chi magari inizia a lavorare in un contesto di questo in tipo. cui non hai la possibilità di conoscere personalmente direttamente le altre persone, è molto più difficile secondo me anche proprio Esattamente, Vero. formarsi a certo. livello di formazione. Sì, È un infatti. problema poi che va a riverberarsi anche sulla qualità del servizio che offri, no? Poi lasciamo stare quando magari il lavoratore in smart working o in lavoro o in telelavoro, che sono due cose diverse, non riceva neanche gli strumenti elettronici adatti, a volte sono obsoleti, non viene Tra fatta l'altro, manutenzione, non perché viene poi fatta riparazione. bravo Enrico, Quante cioè volte non funziona la chiaramente stampante, non funziona il computer, non funziona il telefono, quindi di vero, matto. però c'è anche un tema che per poter, diciamo, per poter consentire al meglio una modalità di lavoro smart working, è vero anche che, almeno avendo avuto a che fare con delle determinate aziende, so che c'è anche il tema dei computer, cioè comunque il datore di lavoro deve essere messo anche nella possibilità di lavorare poi e, come dicevi giustamente tu, di avere tutti gli strumenti, che sono No, è chiaro, ma poi sai, appunto anche le aziende utili devono alla anche professione. stare all'occhio, perché comunque sai La che connessione. ormai è prevista anche l'elaborazione del DVR, e quindi sulla valutazione dei Esatto, rischi, ormai a livello preventivo, nei casi in cui il lavoro fuori dall'azienda sia la modalità esclusiva o prevalente, va valutato con attenzione, perché altrimenti c'è il rischio del fine pena mai, cioè nel senso che se il esatto. lavoratore è costantemente
tenuto a essere vigile. E dicevo, da un punto di Assolutamente. vista della risarcibilità un problema può assolutamente porsi, perché Sì, comunque poi come sempre immagino che lì chiaramente poi ci vuole chiaramente la prova concreta del danno e certo, quella assolutamente, come sempre da patologia quantificare. da burnout non è una cosa che viene ogni tanto, è un fenomeno che si sviluppa quando diciamo Esatto. Ci vogliono anche il perizie lavoratore del è medico esatto, è soggetto nel legale. lungo Sì, periodo a Come uno dicevamo stress tale l'altra per volta. cui vieni proprio si sconvolge l'equilibrio di vita, ma anche gli equilibri sonno-veglia, gli equilibri della nutrizione, del tempo libero, eccetera, eccetera. Il burnout è una brutta cosa, non riesci più a lavorare, cioè ti blocchi, cominci a fare errori, diventa un grosso problema. Quindi Sì, sì, ecco, dal infatti, punto di vista della infatti. risarcibilità, in astratto quantomeno si pone, poi ovvio che va documentato, ci sono relazioni medico-legali che devono attestare che il tuo stato è quello, che ti impedisce di lavorare, Esatto, in questo caso è lavorare vuol dire non importante una guadagnare. relazione anche di un Esattamente. Si esperto parte, esatto, si parte sempre da nell'ambito lì, diciamo, medico. l'unica garanzia che si può pretendere è che ci sia appunto il diritto alla disconnessione normato non Bravo, soltanto il per diritto alla il lavoro disconnessione, bravo. agile, ma per tutti, cioè fare in maniera tale che la connessione, cioè garantire assolutamente, Rivendico cioè, il mio diritto alla disconnessione e Disconnessione. soprattutto esatto, il diritto anzi, il vostro diritto e dovere di certo, chiamarci allo certo. 029294 7222. Avete delle tematiche, delle questioni di lavoro da affrontare, avete qua 3 avvocati, approfittatene in quest'ultima mezz'ora. Enrico, se vuoi rimani in linea, io devo dare la Io pubblicità. assolutamente, spero di essere stato il più chiaro, Assolutamente, Chiarissimo. preciso e breve chiarissimo come possibile, per sempre. cui Io do la io pubblicità. rimango qui. A Perfetto, tra grazie mille. poco, A tutti e a grazie. tutti. A dopo. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Tornati all'Avvocato Risponde, saluto tutti i nostri fan che ci scrivono, che ci ascoltano, ci fa molto piacere, ma chiamate anche perché sennò io l'ho detto, se no arriviamo a fine stagione che poi chiudiamo l'Avvocato Risponde e poi chi si è visto peggio per voi, cioè avete perso il treno. 0292947222, prima o poi imparerò anche il numero. Esatto, allora il nostro collega Vallarolo che ha appena parlato un argomento interessantissimo di telelavoro, di Smart working, tutte le problematiche connesse diciamo a questo troppa tecnologia che utilizziamo sia dal punto di vista lavorativo che umano che relazionale. Noi vogliamo un attimo rimanere sul tema del diritto del lavoro, avendo qui diciamo la collega che si occupa di tutto l'ambito condominiale. Mi interessava
porle un paio di domande, appunto anche per quanto riguarda, diciamo, il diritto del lavoro applicato al condominio, cioè che Sì. cosa riscontriamo nel condominio, quali sono gli aspetti giuslavoristici da tenere conto di cui Sì, tenere conto. allora è vero che ormai noi avvocati cerchiamo di specializzarci il più possibile, però, dobbiamo tener conto del fatto che le materie sono sempre più interconnesse, infatti noi lavoriamo sempre in team con diverse Sì. competenze, quindi tra colleghi che hanno una formazione anche, diversa, proprio per offrire un servizio completo, perché anche semplicemente in materia immobiliare condominiale, adesso concentriamoci sul condominio come dici tu, Assolutamente. possono capitare delle questioni che esulano da quello che è il diritto, civile legato, diciamo, alla materia condominiale che conosciamo. E per esempio anche nella mia esperienza spesso capita di affrontare delle questioni che riguardano più la vostra materia di diritto del lavoro, perché soprattutto in una città come Milano, dove molti condomini hanno ancora il locale portineria e spesso hanno un custode, si pone un Chi tema dice di il tema di del dipendenti, comunque di eh beh, è un legato. dipendente del condominio, giusto? Potrebbe essere un Potrebbe? dipendente del condominio, come potrebbe non essere un Mh. dipendente del condominio, perché oggi molti condomini preferiscono esternalizzare, Mh. questo non proprio il servizio, però Questo preferiscono ruolo, affidare diciamo. proprio il servizio a Ah. delle società esterne che hanno dei dipendenti e quindi il dipendente è assunto da un datore di lavoro diverso dal Che non è il condominio. condominio, capito. Oppure, come hai detto tu, ed è assolutamente corretto, anzi probabilmente la maggior parte dei casi era questa, rientrava in questa casistica, il 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 custode, così Mh-mh. come il custode tendenzialmente era assunto direttamente dal condominio. Anche chi svolge le pulizie, comunque tutte le parti comuni dipendono poi dal condominio, non è che sono, di competenza dei privati, dei singoli condomini e a oggi ci sono tantissime società che si occupano proprio sia dei servizi di pulizia che di portierato e quindi in questo caso è una scelta che poi ovviamente fa a monte Fatta il in condominio assemblea, e può essere, più semplice probabilmente da gestire tramite una società esterna che poi si occupa di tutta perché anche quella chiaramente parte. poi si occupa tutto la società esterna. Ma il contratto di portierato, che di solito può No, essere anche lì sì, il portiere può è prevedere quindi anche una casa, custode. no, per il Ah custode sì, di certo, noi solito. abbiamo, molti casi, soprattutto appunto a Milano, in cui il locale portineria è di proprietà del condominio e quindi in quel caso chi poi va a svolgere questo ruolo, quindi di custode, ha anche la casa e quindi c'è un contratto, in cui questa persona ha diritto di usufruire anche dell'appartamento. Quindi ci sono delle interconnessioni che, vanno comunque gestite con dei colleghi che si occupano Vabbè, appunto di di diritto lavoro. del Ma lavoro. infatti ti faccio una domanda, cioè scusami, ma visto che poi di recente è anche capitato, ma se quindi un portiere, un custode, non dovesse poi svolgere bene il proprio lavoro, come si fa? Bisogna fa indire un'assemblea e cioè è a tutti gli effetti è un Diciamo che è dipendente, molto quindi più semplice dal mio punto è di soggetto vista. alle medesime regole di un dipendente A quello d'azienda? sicuramente sì, però quando il datore di lavoro è esterno, il rapporto quindi a livello proprio contrattuale ce l'hai con una società. Enrico, non digitare, scusami, ma ti sentiamo. Hai proprio detto che non parlavi di cioè non vuoi usare troppo tecnostress e digiti, Ci siamo scusa. collegati. No, No, sto diciamo scherzando. che questo è uno dei vantaggi dal mio punto di vista, perché se la società a cui viene affidato proprio Mh, questo appalto, perché poi noi ragioniamo sempre in termini di contratto di appalto e di servizi in questo caso, riceve delle contestazioni okay. rispetto proprio alla qualità dei servizi o delle Sì, delle prestazioni svolte, che prestazioni. sia di chi si occupa proprio delle pulizie oppure di chi, svolge più la funzione di portiere e custode. In quel caso il rapporto ce l'hai con la società e quindi hai un referente che poi deve gestire, eventualmente si può anche sostituire la persona che non risulti idonea all'interno di quel contesto. Quindi Ecco, hai esatto. comunque un interlocutore, soprattutto se strutturato, che può effettivamente offrire un servizio se
in certi casi più efficiente rispetto a quelle che sono le Assolutamente. esigenze del condominio, che comunque, richiede, in molti casi, soprattutto se il contesto è di grandi dimensioni, comunque più personale, e poi ci sono tutti gli adempimenti che conoscete voi meglio di me sicuramente, a livello di buste paga e tutto il Ah resto, beh certo, che, come un non lavoratore di un'azienda però qualunque nel momento insomma. in cui non è il condominio ad essere il datore di lavoro, ovviamente non deve C'è una occuparsi neanche di responsabilità tutti questi esterna servizi. della cooperativa o di quello che è, Sì, esatto, lì diciamo. ci sono Di anche solito molte ci sono molte cooperative, sì, cooperative che in fanno questo questo settore sì. servizio dove danno appunto, lavoratori per le pulizie insomma. Sì, Quindi quindi vede come come vedete ci vedete sono esatto. delle questioni che uno magari non considera Non quando considera, ma in ragiona in realtà sono giuslavoristiche proprio. assolutamente, infatti è per quello che è molto utile ormai secondo me, come ho detto all'inizio, nel No, io nostro lo esatto, settore noi lo lavorare diciamo in team. sempre. Noi infatti, vabbè, al di là poi di essere dislocati in vari territori nazionali, in varie città, grazie anche sicuramente appunto alla quella è la parte bella del telelavoro, delle tecnologie, noi abbiamo creato, come tanti altri studi, un team che di fatto poi è interconnesso, perché spesso ci ritroviamo A in gestire presenza a problematiche che gestire non diverse potremmo gestire in problematiche, dove da autonomia. una parte c'è appunto la collega che fa immobiliare, dall'altra parte, magari chi fa lavoro e, può appunto interconnettersi No, ma con anche la perché, persona. allora ci sono ancora delle figure ovviamente di avvocati più generalisti, soprattutto fuori Milano, però per offrire un servizio sempre più rapido, perché questa tecnologia, come ha detto il collega Vallaroli e come comunque hai ribadito anche tu Celeste, la collega Collovati, ci obbliga anche a fornire delle risposte in tempi sempre più rapidi e, non possiamo cioè spesso è proprio impossibile avere il tempo di approfondire a maggior ragione delle materie che non trattiamo quotidianamente. Quindi dal Certo. mio punto di vista riusciamo ad essere dal punto di vista della qualità, riusciamo ad offrire un servizio valido solo se lavoriamo facendo rete tra più studi, tra più E ti dirò di più, professionisti. tra più brava, è quello cioè più avvocati, ma non solo, anche appunto commercialisti, poi per esempio amministratori di condominio, Vabbè, io infatti se noi in penso studio alla mia abbiamo materia, ma anche alla esatto, vostra ovviamente, 110, è il impossibile che 110 ci per sia esempio. un'unica figura Lo che abbia dicevamo la tutte le volta scorsa, c'è il competenze. geometra, c'è il C'è tecnico, il c'è fiscalista, l'asseveratore, cioè esatto. uno dovrebbe veramente, conoscere troppe Ma guarda, discipline anche quello diverse, di cui impossibile. parlava prima, il collega Vallarolo, cioè sul discorso appunto del burnout, cioè o comunque vale anche per il mobbing, poi alla fine in quel caso se vuoi fare una causa servirà sempre il medico legale, Certo, un che è tecnico, un un'altra figura consulente, fondamentale, come dicevamo anche la volta scorsa, per tanti tipi di azioni giudiziali. Avere una assolutamente. perizia che ovviamente non è nostra competenza, ma di chi, fa questo No, noi dobbiamo lavoro. indirizzare e guidare i clienti ovviamente affinché riescano a procurarsi tutta la Esatto. documentazione necessaria per poi poter procedere in Per via avere tutte le giudiziale. carte in mano Dobbiam da capire poter se ci sono i beh presupposti certo, e una cosa non parte da poco direi, fondamentale. anche perché non sempre poi cioè possono esserci, ma magari avere risultati diversi poi in causa, cioè quella è la difficoltà, la cosiddetta alea o alea che dir si voglia, alea del giudizio. È quella la cosa molto difficile, E ecco. comunque la Abbiamo una consulenza. chiamata? No, forse no, non no, niente scusatemi, falso allarme. Forse mi avevano dato ascolto, ma io ero convinta che mi avessero dato ascolto. Ah no, okay, vero, abbiamo una chiamata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, con chi Buonasera. parliamo? Dino dalla provincia di Brescia, buonasera. Sì, buonasera, ci Ecco, dica la sua visto che problematica. avete sollecitato a chiamare, noi Sì, magari ascoltiamo e non vorremmo disturbare perché ma non si è preoccupi, più non importante disturbate mai, ci sentire. mancherebbe. No, no, però diciamo che adesso intervengo per fare due domande. La Sì, prima riguarda il famoso 110. No, noi avevamo fatto l'anno scorso la richiesta, anzi forse anche più di un anno e mezzo, e non è andata a buon fine per motivi diversi, tra cui
anche l'amministratrice che non si è interessata più di tanto. Sì? Comunque abbiamo pagato una discreta sommetta perché per gli interventi tecnici che hanno dovuto fare dei rilievi nei nostri appartamenti. Siamo in 5 nel piccolo condominio. È andato tutto a monte. Quella cifra che noi abbiamo pagato va tutto Nel dimenticatoio. Vediamo, le lascio rispondere dalla collega avvocato Colombo. Grazie per aver chiamato. Un'altra domanda però No, poi visto che ci sono una domanda, un'altra domanda veloce. Nel sì, prego. condominio, dicevo, siamo in 5, no? È obbligatorio Sì. l'amministratore da quando? Da 4 in poi? No, da 8, che lo so anch'io che non faccio condominiale, 8, giusto? Mi corregge la collega, no? Da 8 persone in poi, diciamo. Comunque le lascio una volta rispondere era dalla 4, collega. Va bene, Allora, ok. Grazie della grazie chiamata. per la chiamata. Buonasera. Grazie, buon lavoro, grazie a voi. Grazie a lei e Grazie, gentilissimo. grazie per averci detto che ci ascolta sempre, ci fa Esatto. piacere. Oh, Infatti. finalmente. Un bacio a queste persone. No, a parte gli Allora, scherzi. purtroppo la sua domanda è molto utile e molto attuale, perché è un tema che anche a livello di contenzioso stiamo iniziando ad affrontare proprio a livello Certo. proprio nel mio studio, ma come immagino in tanti studi, perché purtroppo nel momento in cui, quindi nella fase iniziale preparatoria per poi poter procedere con questi lavori, tanti committenti, e sappiamo che sono quasi tutti i condomini, hanno preso contatti con i vari professionisti che avrebbero poi predisposto sia la documentazione preliminare sia poi la parte diciamo necessaria per procedere nel corso dello svolgimento dei lavori. Sono stati presentati un po' in tutti i condomini, in tutti i casi che noi stiamo seguendo, dei preventivi molto alti, perché tutti i professionisti hanno parametrato la propria attività e quindi hanno calcolato il proprio compenso applicando delle percentuali sul valore dell'appalto, sul presupposto, diciamo, che molte di queste spese poi sarebbero rientrate e quindi sarebbero state recuperate. Che era quello che Nella chiedevo. maggior parte dei casi, però Non è andata comunque in così. tanti casi, come in quello Del signore, esatto. del signore che ci ha telefonato, poi i lavori non sono stati deliberati. Per N motivi, non ci interessa, però i professionisti hanno lavorato perché hanno predisposto questa documentazione preliminare. Quindi, diciamo, contestare a priori il fatto che siano dovute queste somme, ahimè, non si può fare. Quello su cui si può andare a ragionare è la quantificazione dei compensi che sono stati esposti, e ci sono, vi dico, molti professionisti che stanno anche diffidando i condomini perché ovviamente non sono stati pagati nell'immediato, ma anche perché parliamo veramente di cifre importanti, cioè Immagino. 100.000 €, Quindi insomma poi ovviamente è tutto legato alla non da lasciar dimensione. stare. E il condominio, come giustamente ha detto anche il signore, si trova ad avere della documentazione che non è inutile, perché poi rimane ovviamente di proprietà del condominio e può essere utilizzata in qualsiasi altro momento, ma diciamo che non è necessaria, ma soprattutto non sarebbe stata richiesta se non fossero stati deliberati, o comunque se non ci fosse stata la possibilità di deliberare questi lavori. E soprattutto si discute su queste percentuali che sono state applicate veramente ma come le nostre parcelle. Ci sono anche molti colleghi avvocati che hanno presentato delle parcelle altissime Elevate. solo per la fase magari stragiudiziale, ma neanche stragiudiziale, sulla Vedi fase che ho di sbagliato consulenza materia. No, iniziale. scherzo. Però poi secondo me tutto sta anche nella gestione di questa fase con i professionisti, no, perché vero. ovviamente rimane un principio fondamentale che è il rispetto del lavoro dal mio punto di vista, quindi non si può mettere in discussione il fatto che uno abbia lavorato e anche bene. Ovviamente però sul quantum quello sì che può essere messo in discussione. È chiaro che però ci sono dei preventivi e dei contratti che in realtà spesso, adesso non so nel caso del signore che ha telefonato, però molte volte la documentazione è a favore dei professionisti. Sono già arrivati molti decreti ingiuntivi anche ai condomini, poi ovviamente ci sono state varie
opposizione a decreto, e normalmente si riesce a mediare poi, a raggiungere degli Un accordi, accordo, sì. proprio perché si cerca di venire incontro e di rispettare le esigenze reciproche. Esatto. Quindi è un tema, ahimè, molto E frequente, sempre più attuale. frequente, perché A seguito del 110 e di tutte sì, le perché ovviamente è stato c'è stato un è stato boom per anche le hanno chiaro. Anche un po' un'esigenza un abuso. sì, ma anche raccogliere della documentazione, studi di in molti casi, per esempio, lo studio di fattibilità ha dimostrato che non si poteva procedere in concreto con i lavori, e quindi era impossibile, grazie a queste analisi preliminari, poi, Certo. deliberarli. Però era un'attività necessaria, quindi non si può neanche, contestare, ecco, a priori il fatto che poi siano dovute queste somme. Ripeto, però sulla quantità, sulla È il quantificazione, quantum su che quello invece secondo me si può e si deve e c'è discutere. una prescrizione no, È molto lunga, molto però in cioè là. considera che Ah, sono tutti casi, come dice che il sono signore, recenti, appena perché è ancora in certo. essere comunque il No, bonus, cioè nel infatti. 2025 Ecco, c'è questo è ancora. importante, ancora si può fare, Sì, però con con molte determinati differenze, poi non limiti. essendoci più il 110, adesso secondo me le valutazioni sono Sono completamente diverse, diversi. quindi, sono, almeno per la mia esperienza, sono molti più i casi di lavori che si stanno trascinando, e quindi con il cambio aliquota, perché non sono stati rispettati i tempi, quindi sono casistiche molto diverse, e, se posso dire a Certo, favore del signore, è la sua posizione, per quanto io ovviamente capisco che sia sì, che fastidioso. sia difficile da accettare, però Certo. non è una delle situazioni peggiori, perché ci sono condomini che vivono in un cantiere aperto da anni, Ah e si certo, trovano anche a dover figuriamoci. sostenere, delle spese che non avrebbero mai deliberato, se avessero saputo che ci sarebbe stato il cambio dell'aliquota, lavori fermi, disagi a non finire. Quindi noi abbiamo molti casi in cui stiamo gestendo, non dico dei contenziosi, perché per ora, almeno per la mia esperienza, si gestiscono tutti o in mediazione o in negoziazione assistita. Stiamo cercando di utilizzare degli strumenti che possano garantire anche la prosecuzione dei lavori, il fatto che si sta cercando comunque di ragionare per evitare proprio di andare Che allo si arrivi scontro allo diretto, scontro, come sempre si e cerca avere di magari fare poi un blocco dei lavori e delle esatto, conseguenze ancora che è più ancora più difficili da difficile. gestire, con danni diversi. Esatto. Però effettivamente questo tema delle parcelle dei professionisti e dell'attività preliminare è assolutamente, Ecco, io grazie consiglio, poi Giorgia. nel caso di specie c'è un Sì, amministratore, quindi io consiglio assolutamente di ecco anche lì è trattare con i singoli, fondamentale, esatto, non parlare con accettare l'amministratore. magari in assoluto quello che è stato richiesto, ma cercare poi di ragionare con i singoli professionisti, anche perché non è da escludere che poi questi consulenti tecnici possano comunque lavorare anche un domani. Il condominio è È un soprattutto in cantiere. Italia, è un avrà Oggi anche solo a sono livello di eh. manutenzione, di possibili C'è lavori da sempre un deliberare, c'è via vai sempre. di Il persone patrimonio comunque non ehm, è proprio, è un po' datato, no diciamo, certo. in generale, e quindi sicuramente sono tutti professionisti che potrebbero andare incontro alle esigenze dei Esatto. condomini, proprio perché potrebbero avere anche, interesse a mantenere dei Interesse, buoni chiaro, perché rapporti, no? anziché agire Sì. e rivolgersi direttamente a un avvocato. Sta tutto, secondo me, sempre nel saper gestire il rapporto, e nel cercare poi di avere degli interlocutori Grazie comunque al nostro disponibili. ascoltatore perché Assolutamente, vuol dire che interessante. appunto ci ascolta in tutti i sensi, Sì. anche nel fatto che io continuo a dire: questa, le prossime puntate chiamateci perché a noi fa molto piacere. Il tempo vola, noi oggi volevamo anche parlare, accennando brevemente, poi Grazie continueremo in Celeste, sì. un'altra puntata, volevamo parlare anche in realtà della tematica dei conti correnti, partendo da una sentenza molto recente, per la quale peraltro io mi sono stata intervistata con il collega che si occupa anche di questa materia, cioè del conto corrente cointestato. Di recente siamo stati chiamati da una testata giornalistica che ha visto che ci occupavamo di questa materia e di fatto la giurisprudenza, la Cassazione, che come sapete è il massimo organo che si esprime per appunto per i casi, per i vari casi, ha stabilito che il conto corrente contestato in realtà di chi sono di proprietà le somme versate nei conti correnti contestati, che possono essere contestati tra 2 fidanzati, tra 2 fratelli, tra marito e moglie. In realtà quello che fa fede è la persona che versa le somme, a prescindere da dove sono poi arrivate. Quindi di fatto il concetto è che è molto importante specialmente nei casi di divorzio. In quei casi lì è fondamentale
chiaramente stabilire quando si parla di ex coniuge, eccetera. La Suprema Corte in quei casi, ed è partito tutto da un ricorso di una donna, perché in quei casi la provvista del conto derivava appunto da segni circolari intestati alla donna. Il denaro quindi apparteneva a lei e non poteva essere considerato di proprietà comune, perché era in origine da lei depositato l'assegno, capito il concetto? Interessante questa Questo è il sentenza. concetto, esatto, è una sentenza interessantissima che di fatto ha anche un po' consolidato cioè ha dato come dire, una chiarezza su una problematica molto comune, perché poi quanti hanno, no, spesso decidono di intestare un conto, e quindi questo sicuramente anche in caso di diatribe dà ripeto, una chiarezza, no, crea una chiarezza. Ecco, quindi scusami se intervengo, Sì, perdonami, ho ascoltato con attenzione sì. sia Giorgia ma anche quest'ultimo passaggio. Quindi in questo caso di questa sentenza sostanzialmente è stata data la prova che il conto corrente, ancorché cointestato, fosse stato alimentato Sì, perché se il per larga parte bravo. da cespiti della signora. Okay. Se il denaro Okay, proviene sì, da uno solo degli corretto. intestatari, in realtà non è, cioè è lui comunque che rimane può reclamarne la proprietà, è lui che rimane sia in caso di separazione, in caso di successione, cioè è lui che è colui che ha effettivamente, o colei che ha effettivamente alimentato il conto. Quindi questo è Perfetto, importante in ottimo. questi tipi È interessante perché come sempre c'è un punto di vista da considerare se noi ragioniamo in termini di rapporti interni, che è il Esatto. punto di vista che stai considerando o comunque Esatto, che è stato i esaminato rapporti nella sentenza. personali, sì. Invece mi viene un esempio nel caso invece ci fossero dei debiti da parte di queste Certo. persone, quindi ragionando dal punto di vista di un creditore, invece ovviamente il Brava. ragionamento è opposto, No, sarebbe esatto, però opposto. almeno si parte da quello che ha Però detto la sentenza sì, per sì, fare sì, un sì, no, ma ragionamento infatti opposto. Perlomeno la Cassazione è stata chiara su questo però tema. è sempre utile almeno vedere Poi le materie che trattiamo. brava, è un tema esatto, perché poi si possono vedere da diversi punti di vista, Esatto. come dicevi giustamente tu. Poi chiaramente quello dei conti correnti, e Enrico anche lo sa, perché anche lui si è occupato della materia, è un tema veramente molto vasto, e infatti dedicheremo anche un'altra puntata perché si vuole parlare anche di conti Sì, correnti, cioè dei pignoramenti, sì, delle perché esecuzioni sui conto correnti. quando ho parlato di Quindi creditori mi è anche venuta subito in mente la materia delle esecuzioni, che è un'altra Esatto. materia che ovviamente trattiamo quotidianamente in studio e però è che sicuramente bella, meriterebbe un sì. approfondimento e quindi possiamo parlarne nella prossima Sì, no, puntata. sicuramente le esecuzioni sono all'ordine del giorno, di solito si dice che sia anche il procedimento che funziona meglio anche dal punto di vista procedurale, perché comunque ha dei tempi ben scadenziati, Sì, fissi, tra l'altro è giusto, che te intervenuta ne la riforma occupi. Cartabia in modo Esatto. molto Deciso, molto sì, devo dire aumentando molto gli adempimenti a nostro carico, lato avvocati sto parlando, Ecco, però tanto in per realtà cambiare. sulla tempistica è Tanto perché, giusto esatto. per restare in tema. No, beh, Infatti, tanto, esatto. Ne abbiamo pochi. non posso dire che abbiamo apprezzato, però dal punto di vista della tempistica e quindi poi del sistema, dovrebbe velocizzare, cioè stiamo vedendo che Esatto. effettivamente per noi è molto più impegnativo, però, si saltano dei passaggi tutto sommato e quindi dovrebbe essere ancora più rapido e sicuramente funziona. Sì. Dispiace vedere che si debba sempre arrivare in questa Si deve fase, perché aggiungere, dovrebbe certo, essere una fase molto all'esecuzione. residuale ed eventuale, in realtà, Sì, l'ultima oggi è quasi spiaggia, come si naturale. suol dire, però oggi purtroppo è all'ordine del giorno, ma anche nel campo del diritto del lavoro. Io e il collega di Guarda. Torino, sai quante volte che ci chiedono recuperi stipendi, recuperi TFR Ma io lo straordinari. vedo solo a livello, condominiale per esempio, cioè quanti decreti ingiuntivi per spese condominiali non Non pagate, pagate, quanti condomini morosi. pignoramenti. Vanno in esecuzione, Ma sì, quasi sì, sì, tutti ma vanno in banalmente esecuzione. pensate anche solo al recupero del TFR, i passaggi che il lavoratore deve fare se non c'è adempimento spontaneo, supponiamo le prescrizioni di Esatto. un'ingiunzione sulla busta paga o su una sentenza che dice che ti riconosce X come TFR, devi farti tutta la trafila e poi il fondo di garanzia interviene in extremis, però devi farti tutti i passaggi, tutti. Sì, No, no, è molto infatti si complicato. allungano i tempi, quando poi invece magari noi lo diciamo sempre, se si riesce ad evitare il giudizio, cioè siamo i primi ad esserne contenti, Assolutamente. perché comunque i tempi, per quanto un po' più Ma poi c'è un aggravio di corti, ma spese legali molto importante che sì. poi va a carico del debitore, quindi se si Beh, possono chiaramente sì. Ecco, sì, sfatiamo anche il mito, perché alcuni a volte chiedono: "Ah, ma le spese le devo anticipare io?" Purtroppo sì, se c'è una procedura giudiziale le spese vanno anticipate, poi si chiede la vittoria di spese, sì, quindi nella poi fase sarà il giudice che ve le
rifonderà successivamente. Esatto. Però è ovvio che qua non siamo in America, c'è un discorso di pagamento anticipato, se così vogliamo definirlo, dell'attività giudiziale che, voglio dire, ha ragion d'essere. Quindi Assolutamente. poi uno ovviamente può essere appunto, no ricompensato, può essere, cioè Sì, otterrà dopo, rimborsato, cioè otterrà rimborsato, non poi il mi veniva il rimborso. rimborsato, esatto. Comunque qua siamo in chiusura, quindi purtroppo, diciamo che rinvieremo questo discorso dei conti correnti invitando nuovamente Enrico se vorrà, perché ci ha fatto molto piacere Assolutamente, è stato questo un suo piacere. intervento, anzi grazie. È stato un piacere mio assolutamente condividere questo spazio, questo salottino con voi e con chi ci ascolta ovviamente. Quindi, Certo, i nostri affezionati ci sono molto solo un po' contento. timidi, Esatto. ma prima o poi si decideranno a chiamarci. No, noi ti vorremmo avere sicuramente prossimamente, ti ringraziamo tanto, grazie all'avvocato Vallarolo da Torino, ti Io che salutiamo. ringrazio voi tutti per l'ospitalità squisita. Grazie a te Enrico, noi salutiamo tutti, io ringrazio come sempre la collega avvocato Colombo. Grazie a Prossime te. puntate sorpresa, non vi diciamo niente così rimanete incollati a Radio Libertà il giovedì alle 17, mi raccomando, non è una minaccia, ma è un invito. Ciao a tutti e grazie ancora. Arrivederci a tutti, grazie. Avete